questo quadrante, dove sono presenti dei grossolani errori sulla suddivisione delle ore, si considera come unico e valido riferimento l'angolo formato dalle due linee orarie dell'alba e del tramonto tra l'equinozio ed il solstizio estivo. Per la determinazione della latitudine si procede come segue. Il triangolo sagomato con un cartoncino ci aiuta a rispettare la stessa angolatura di quello originale. Dal punto di intersezione della linea dell'alba e il solstizio estivo si punta il compasso con apertura a 90 gradi e si determina sulla linea del calendario del solstizio estivo, 23,5 gradi, il punto sul globo del sorgere del sole e dell'orizzonte. Da questo punto, sempre con il compasso, si determina sulla linea del meridiano lo zenith. Dallo zenith si traccia la linea dell'orizzonte e a seguire, con l'aiuto di un goniometro, si misura l'angolo tra lo zenith e la linea equinoziale. La sua ampiezza determina la latitudine della meridiana, che corrisponde nel nostro caso a 24 gradi.